Ben ritrovati a Edicola Friuli, siamo a Sedegliano, nel cuore del paese, in piazza Roma, dove l'edicola della signora Raffaella Trevisan è aperta dagli anni '80. Andiamo a vedere. Raffaella Trevisan, insieme alla sorella Romana e il marito Gianni, gestisce dagli anni '80 questo punto vendita che inizialmente è stato aperto come tabacchino e poi negli anni si è arricchito dell'offerta e appunto è diventata anche edicola. Esatto. Sì, abbiamo aperto appunto come tabacchino, cartoleria, cancelleria, tutto, e poi dopo un po' di anni abbiamo aperto anche come edicola. E adesso sono quasi 35 anni che siamo sempre qua in piazza, quindi ogni giorno presenti. Che dire? Il lavoro è bello, è interessante perché si vede sempre gente nuova, gente, insomma, comunque rapporto con il cliente è costante, insomma, è bello. Si conosce un po' la vita proprio, no? Perché con tanti anni di presenza, dai bambini adesso sono papà e quindi si conosce i figli. È bello, insomma, ecco. Bello, faticoso, anche impegnativo perché chiaramente diciamo la gestione poi a livello familiare vi impegna praticamente, si può dire anche 7 su 7 con orari. 7? Sì, ogni giorno, a parte 5 giorni l'anno che si può tenere chiuso. Il marito è sempre presente alle 6:30, è lui l'apertura. Allora, sveglia all'alba, ovviamente. Lettura dei quotidiani, naturalmente, appena alzato, e poi i primi clienti che naturalmente arrivano puntuali alle 6:30, io apro alle 6:30, qua ci sono già i clienti che vogliono il giornale fresco, chiaramente. Negli anni diciamo che i quotidiani sono un pelino calati, però le altre vendite di settimanali e mensili tengono ancora bene, nonostante che i giovani con internet siano un po' meno affezionati alla carta stampata, però qua in paese tiene abbastanza, ecco. La comunità come si vive? Alessandro Di Giusto ha fatto una full immersion in questo a Sedegliano che, come abbiamo ricordato, insomma, ha dato i natali a personaggi anche illustri e orgogliosamente insomma, porta avanti la testimonianza di questi personaggi. Diciamo che sì, Sedegliano è importante anche perché ha avuto personaggi tipo tessitori, che ha dato i natali a tessitori, a Pressacco, a Padre Turoldo, adesso che ci sono appunto le celebrazioni, a Coderno, Clabassi, che hanno intestato appunto. E quindi diciamo che come cultura, adesso cultura giovane, c'è il Teatro Incerto, c'è Glauco Venier che ci porta in giro per tutto il mondo appunto. Una cosa che devo dire che ultimamente i politici cioè la gente vorrebbe il politico più in piazza, più con la gente, non tanto a palazzo. A palazzo si può fare numeri, si può fare bilanci, eccetera. Senta, ne approfitto, lei prima ha parlato di giovani, questa settimana il Friuli parla dei nostri giovani, dei nostri laureati. Le statistiche dicono che si investe tanto per la loro formazione, si laureano e poi, forse viene da dire come una volta, prendono la valigia e vanno all'estero. Allora, come la mettiamo? Le torna anche nella realtà di Sedegliano? Mi torna sì perché noi abbiamo un figlio che ha girato all'estero e quindi ha visto le realtà. Ha visto molti giovani che laureati hanno dovuto emigrare e all'estero, cioè qua hanno poca disponibilità. All'estero invece riescono più ad esprimere le loro capacità e i datori di lavoro all'estero, più che il titolo di studio, vedono nella realtà quanto uno vale. Dice c'è meritocrazia e inoltre anche una retribuzione degna. Certamente la meritocrazia all'estero vale tantissimo
In Italia un po' meno. Ma quindi forse diciamo è anche un po' nel DNA, sembra essere nel DNA, o comunque la storia si ripete, i friulani sono sempre andati all'estero per lavorare, poi magari facendo rientro anni dopo, e anche i giovani d'oggi si trovano spesso a fare queste scelte. Ripercorrono le strade dei nostri papà, certamente, e purtroppo è un male, anche perché noi abbiamo tanto, cioè noi qua in Friuli potremmo sviluppare turismo, potremmo sviluppare agricoltura e altre peculiarità, e invece li vediamo scappare all'estero, che purtroppo dispiace. Sì, i giovani vanno all'estero, sono andati all'estero i nostri vecchi, diciamo così, un po' per bisogno, un po' per anche vedere e provare esperienze nuove. Ma io dico che non sempre, tra virgolette, il male viene per nuocere, anche perché poi al rientro portano esperienza e fanno crescere anche le nostre comunità, sia sotto profilo culturale ma anche quello lavorativo, perché si vede cosa succede nel mondo, come ci si comporta, e poi si porta l'esperienza nel nostro paese. Perciò anche tutti i nostri emigranti non è che sono ritornati, tra virgolette, a mani vuote, ma hanno portato l'esperienza lavorativa che in questi paesi hanno acquisito. Come si vive qui a Sedegliano? Beh, ecco, certamente, diciamo che nonostante i tempi che stiamo vivendo e questa trasformazione repentina che sta arrivando dappertutto, perché anche il piccolo paese si è modificato, diciamo che si vive ancora bene, cioè in una dimensione che è quella, non possiamo dire di tanti anni fa, ma diciamo che è ancora dimensione umana, dove c'è ancora un rapporto interpersonale, dove la gente si trova e si scambia le idee, dove la gente vive anche sotto un aspetto di solidarietà quando c'è l'esigenza e quando ci sono le necessità. Per cui diciamo che confrontandolo o paragonando a quello che è il mondo, alle trasformazioni epocali che stanno avvenendo, ancora c'è una dimensione, ripeto, umana, dove la persona ancora viene privilegiata rispetto a tutto il resto. Computer, internet e anche qui, quindi c'è tutto, lo smartphone e tutto quanto evidentemente comportano delle trasformazioni. Però, non so, la sagra paesana c'è ancora un richiamo, c'è ancora la possibilità di incontrarsi la sera, in queste sere d'estati caldissime. Beh, allora diciamo che l'edicola di paese come questa non è solo un'attività, diciamo così, privata che fine a se stessa, ma però è un centro dove è essenziale per la comunità, perché tra l'altro è un posto dove ci si trova, dove ci si vede, cioè questo è un servizio, non è solo un'attività commerciale, ma è un servizio che si dà alla comunità. Cerchiamo di stare ai tempi, e quindi cerchiamo di correre con i tempi anche a Sedegliano. E anche di valorizzarle a livello culturale, soprattutto è un comune molto attivo, ci sono tante iniziative. Sì, molte iniziative, è un comune giovane, quindi va bene così. Comunque, rispetto a quell'avvenimento del referendum che è stato della fusione fra i comuni di Sedegliano, Flaibano e Mereto, io credo che diciamo così siamo stati un po' troppo anticipatori, cioè la gente non era preparata ancora per un passaggio così epocale, per un passaggio, per una fusione. Ecco, io penso che sia necessario continuare su una forte aggregazione dei servizi, quindi che i comuni continuino adesso, anche se il referendum non ha dato l'esito che era sperato, continuino a lavorare su questo aspetto e magari fra qualche tempo riprovare, insomma, ecco.
Grazie per essere stati con noi oggi qui a Sedegliano, grazie a Gianni, alla signora Raffaella e a Romana, e grazie per l'accoglienza e ovviamente ai clienti che sono intervenuti. Il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo a Martignacco. Ciao! E alla prossima!